Buongiorno, cari, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive gratuite del vostro Marietto Veneziano. E come sapete, d'ora in avanti, periodicamente, ogni giorno, random chiaramente, il vostro Marietto vi aspetta alle 11 per mezz'oretta insieme per delle domande. L'altro giorno purtroppo non sono riuscito a vedere nei commenti le domande e quindi ho fatto un tre mazzetti veloce. Quindi chiunque vuol fare delle domande è benvenuto. Dovrei cercare di vedere qui. Adesso vado anche su Face dall'altra parte a vedere se sono in diretta. Vi ricordo che questa sera ci sono le Sibille Interattive di Ildegare Marietto Veneziano e poi scusate, solo le Sibille Interattive di Ildegare Marietto Veneziano, no, il Marietto ci sarà poi mercoledì con Ildegare. Vediamo un po' se sono in diretta. Vediamo un po' se sono in diretta. Dovrei esserci, perfetto. Perfetto, dovrei esserci. Quindi, per chi vuole fare buongiorno Giuseppina, buongiorno Paola. Quindi, sì, buongiorno, ecco sì, perfetto. Vi vedo benissimo. Se avete delle domande, io non so, io sono qui per mezz'oretta a rispondere. Domande con le sibille e domande col mio pendolino. Quindi se avete delle domande sono qui per mezz'oretta e vi aspetto con le nostre sibille chiacchierine che ci dicono un po' alcune cosine. Vi ricordo che nel sito capitano.interviste.org abbiamo anche 20 ebook da scaricare per chi è la prima volta che incontra il Marietto Veneziano. Ci sono 20 ebook di praticamente radionica, radiostesia e di chirologia, lettura della mano. Poi cosa posso dirvi ancora? Abbiamo un sito, un canale Telegram, no? Per chi non si è ancora collegato, e poi abbiamo questi gruppi social di Facebook e quant'altro. Bene, io aspetto sempre qualcuno che faccia una domandina, no? Chiaro che è un orario un po' particolare questo e quindi non è facile, in un certo senso, come si suol dire, prendere, avere pubblico, no? Pubblico che segue, però questo penso che sia una fascia che non sia coperta. La Paola ha fatto una bella domanda. Mariana 20 aprile 92 riuscirà a recuperare a maggio l'esame. Ripeto, Marianna 20 aprile del 92 riuscirà a superare a maggio l'esame. Questa è la prima domandina di Paola. Vediamo ancora un po'. Mentre aspetto altri, vediamo. Veramente questa è una bellissima domanda che sarà la prima a essere espletata. Vediamo se riesco a... Bene. Qua. Perfetto. Ok, rispondo a questa domanda per Mariana del 92. Siamo qua. Mariana del 92 riuscirà a superare l'esame a maggio? Ma sembrerebbe proprio di sì, Paola. Sembrerebbe proprio di sì. Facciamo anche... Ciao Angela, c'è un'altra nostra amicizia che si è collegata. Comunque sì, la Marianna, però facciamo anche le sibille per essere sicuri. La nostra Marianna, se a maggio riuscirà a superare l'esame. Allora, Sibille, ditemi se la Mariana 20 aprile del 92 riuscirà a superare l'esame a maggio. Allora, domestico e giovane fanciulla. Sembra che ci sia molto impegno per questa ragazza, sembra che ci sia molto impegno, Quindi vediamo un po'. 7 carte. Artista, belvedere, bambino, deliranti, amore, conversazione. Allora, prima di tutto è seguita da qualcuno che è importante e non so se sono i genitori, però diciamo che
c'è qualcuno che ci tiene molto, è vicina, è seguita, e qualcuno, e forse è lei in questo momento che sta, o la mamma, che comunque stanno guardando con non apprensione, ma con, voglio dire, c'è c'è molta, non forza, ma neanche apprensione, ma direi molta importanza in questo esame. C'è molte persone vicino che la sostengono. Ci deve essere qualcuno, uomo, che praticamente ci tiene molto. Poi vedo il bambino, quindi bambino delirante amore. Cosa vuol dire? I deliranti in mezzo a bambino e amore, esattamente l'opposto, cioè c'è grande volontà, grande voglia di concretezza, perché deliranti seguito da una carta negativa è una carta che sta a indicare che la cosa è, come si dice, messa male. Invece, bambino, delirante, amore, c'è molto concretezza in questa ragazza qua, molta voglia di fare, poi conversazione, quindi molto dialogo, molta voglia di fare, molta voglia di studiare, molta voglia di confrontarsi con altri, però attenzione che abbiamo un militare. Quindi l'esame sicuramente ce la farà. Vedo c'è concretezza in questa ragazza e dovrà mettercela tutta perché vedo che sarà veramente una prova di forza, però lei diciamo che è veramente forte, coraggiosa, sostenuta, ha tutte le carte in tavola praticamente per riuscirci a fare. Attenzione che c'è però militare e quindi non sarà facile, sarà una cosa impegnativa, però è sostenuta, è una ragazza che praticamente ha alle spalle qualcuno che veramente gli vuole bene, cioè che in un certo senso non le fa mancare nulla, la sostiene moralmente. Poi c'è questa figura che non so se è il padre, un amico, però ha tutte le caratteristiche per farcela. Quindi il vostro marito e il pendolino hanno detto di sì. Vediamo la prossima domanda. Allora, Angela, salve, vorrei sapere se c'è un ritorno di Roberto. Angela, dovresti mettere però la data di nascita, non pesci 46. Io sono da 40, no, ci vuole la data di nascita. Ecco, scusate, mi sono dimenticato di dire che per le sibille interattive del Marietto ci vuole il nome, non il cognome, e la data di nascita completa, perché sennò così l'attendibilità, Angela, diventa troppo bassa e non funziona. Cioè già non avendo la fotografia e il cognome, la qualità dell'attendibilità si abbassa almeno al 60%, quindi sarebbe come fare una cosa che non funziona. Se Angela sei in ascolto, se puoi mettermi almeno il nome, il nome e la data di nascita, perché sennò avrei difficoltà. Bene, adesso vediamo Giuseppina. Buongiorno, mi piacerebbe inserire nel mio negozio di miglioramento la marca Nikron e altre cose per creare oggetti. Può andare bene per me? È una cosa che mi porterà a lavoro 26 giugno 66. Allora, vediamo un po'. Abbiamo Giuseppina che ha un'attività professionale, chiaramente, e vuole sapere se questa marca le porterà a lavoro nella sua attività. Allora, la marca sicuramente per Giuseppina del 66-26 giugno sicuramente è valida e vediamo se effettivamente porterà un incremento di lavoro oppure è un buco beh, il pendolino è già confermato che sicuramente è un marchio che a Giuseppina porterà sicuramente nuove opportunità, ma vediamo un po' le sibille. Sibille, ditemi se per Giuseppina questa situazione della Micron con questa nuova entrata nel suo negozio porterà un incremento. Conversazione è ammalato. Beh, vedo già che ci sono due carte un pochettino. Allora, l'ammalato è sempre qualcuno che vuol guarire. Tu stai cercando qualcosa che incrementi sicuramente il lavoro e vedi, conversazione vuol dire che stai dialogando, stai cercando nuove soluzioni. Quindi in questo esatto momento mi chiedi per Nikon. Direi che lo stai facendo, cioè non solo Nikon, ma molto probabilmente potresti anche aver visto altre
Marche, e quindi sei in evoluzione nel senso che stai cercando una soluzione ideale. Allora, ladro, militare, vedovo, casa, sospiri, allegria. Allora, vediamo un po' la soluzione per questo marchio. Allora, devo dire che però all'inizio sarà un po' frenato da cose nascoste o ti stai allontanando anche da un altro marchio, vuoi sostituirlo, o c'è qualcosa di nascosto, vedi, ladro o militare, vedovo, quindi sono tre carte impegnative, tre carte che, visto che stiamo parlando di un nuovo progetto, insomma all'inizio potrebbero lasciare qualcosa di nascosto, detto o non detto, che non si vede subito, e potresti avere anche all'inizio dei ripensamenti. Vedi, il vedovo è sempre qualcuno che guarda al passato con dei rimpianti, dei rimorsi. Militare è sempre qualcosa di forza, qualcosa di nascosto, qualcosa anche di intelligente in alcuni casi. Però c'è il ladro. Quindi diciamo che l'inizio non sarà sicuramente una cosa che farà vedere i suoi frutti in un momento veloce. Poi vedo casa sospiri. Tu quindi se fai questo investimento, se fai questa strategia, molto probabilmente casa è sempre un posto sicuro e tu sospirerai che avvenga qualcosa di buono, poi vedo allegrezza di cuore e stanza. Allora, all'inizio Giuseppina sarà molto, molto, molto impegnativa a spingere questo prodotto qua, però io vedo che alla fine ti porterà sicuramente delle soddisfazioni, perché vedi allegrezza di cuore e stanza. Quindi sì, non sperare subito di avere il fuoco d'artificio perché avrai delle difficoltà, forse anche col fornitore che farà cose fatte e non fatte di nascosto, però alla distanza sarà un marchio che nella tua sfera professionale, nel tuo ambito lavorativo ti porterà delle soddisfazioni, vedi allegrezza di cuore e stanza. Quindi la risposta è un sì. Un sì con riserva, nel senso che sarà un po' impegnativa all'inizio. Bene, vediamo Pierluca. Ciao Marietta, ti chiedo se la mia situazione amorosa evolverà. 23-73. Vediamo un po' la situazione di Pierluca, se evolverà. Beh, Pierluca, penso proprio di sì. Guarda qui, anzi, ho sentito anche delle vibrazioni tra il pollice e l'indice. Ho sentito qualcosina che sta bollendo in pentola. Vediamo un po' per il nostro Pierluca. Se c'è qualcosa che sta per arrivare o evolverà. Vediamo un po'. C'è qualcosa però che sta bollendo in pentola, per Luca. Ho sentito la manina che aveva dei colpetti di vibrazione molto importanti. Leggeri ma significativi. Superbia e deliranti. Allora, adesso la partenza mi sembra un pochettino confusa perché c'è molta gente che esagera su alcune cose, c'è molta gente che dice di più e di meno. Sai che quando non si sa più in cosa inventare di nuovo, si inventa qualcosa di vecchio. Ecco, in questo momento sei in questa situazione di stand-by, no? Di una situazione che a un certo punto c'è gente che dice tutto di più di tutto. Però vediamo un po'. Ammalato, la matrice, conversazione, bambino. Allora, Pierluca, guarda un po', carte bomba. Allora, qui vedi, c'è la situazione che detto o non detto, c'è chi ne spara fuochi d'artificio. La partenza è questa, però vediamo, ammalato la matrice, quindi stai per mettere a posto una situazione, no? A livello sentimentale, vediamo, c'è sempre qualcuno che spera qualcosa di buono, guarda sempre il senso positivo e quando esce questa carta c'è sempre fortuna che arriva. Poi conversazione, quindi parlerai molto, magari anche con una persona che conosci già, e vedi che c'è bambino, consonante sorpresa, vecchio signore e fortuna, cioè hai una sfilza di carte positive, quindi la tua situazione amorosa finisce con una fortuna, quindi, e poi vecchio signore stabilità, consolante sorpresa, raccoglierai qualcosa che stai per far nascere prima di una grande conversazione, grande dialogo con questa persona che molto probabilmente
è lì vicino, o conosci già o molto probabilmente sta per arrivare. Comunque non c'è una carta negativa per Luca, quindi tutte le mosse che hai fatto finora sei partito da una situazione estremamente delicata e evolverà in una situazione estremamente positiva, anche perché avrai il supporto di una persona con una certa esperienza che ti darà una mano importante. E poi chiudi con fortuna. Quindi per Luca è un calcio di rigore a porta vuota. Sì, direi proprio di sì. Vediamo Mini. Ciao Marietto, Antonella 312 62, riesco a uscire dai problemi di salute? Bene, vediamo un po' la nostra Mini. Vediamo un po' la nostra Mini se riesce a uscire da questo periodo. Ma Mini, dovresti farcela, eh? Allora, ma dovresti farcela. Sì, sì, sì. Certo, è impegnativa la cosa, però il pendolino, certo, chiaro, ogni età ha i suoi acciacchi di prassi, cioè non è che uno a 20 anni non ha acciacchi, a 30 neanche, a 40 è normale, ci sono acciacchi fisiologici, però quindi, Antonella dovresti farcela, eh. Poi dopo, cari amici, cancellate le domande, mi raccomando, che io ci tengo alla vostra privacy, non voglio che la gente veda magari qualcosa che potrebbe. Ecco, vediamo se la nostra Antonella del 62 riuscirà a uscire da questi piccoli problemi di salute, piccoli per. Allora, allegria e militare, ci vorrà forza, vedi? Sono delle carte importanti queste, perché militare si vede che cioè devi resistere. Il militare in questo caso qui è sempre una carta importante che vede che ce la stai mettendo tutta, stai usando l'intelligenza, stai usando tutto quello che si può fare e allegria, quindi molto probabilmente avrai, come si suol dire, la vittoria, la partenza così. Donna in servizio, costanza, vecchia signora, mica denaro. Allora, per i problemi di salute di Antonella vediamo bene. Allora, donna in servizio, costanza, vecchia signora. Allora, c'è l'impegno, la tua forza, beh, l'abbiamo visto anche prima, la forza di faccia, questa è sempre una carta positiva. Vedi, abbiamo questa carta che vuol dire che sei pronta a tutto per rimetterti a posto, nel senso molto probabilmente hai anche qualcuno vicino che potrebbe aiutarti, però vedo che hai tre carte positive, quindi sei lanciata nella strada giusta. Il problema è che qua, il problema è che è nemica, però vedi nemica dentro due carte positive, vecchia signora e denaro, quindi io la vedrei come una carta che c'è qualcuno che ti aiuterà anche a guarire, molto probabilmente una donna, o ti sostiene e via dicendo. Poi vedi, vedi, dottore e gelosia. Quindi diciamo così, tu sei una persona, Antonella, molto, molto, tra virgolette, positiva e vedo che sei sostenuta. Vedo anche che ci sarà qualcuno che non da nemico, ma in modo positivo ti cercherà di sostenere, no? E sarà anche vicino a te magari in questo periodo, però vedo dottore e gelosia. E in questo caso, visto che si parla di, come si dice, di patologie, di cose importanti, non è che riuscirei a uscire facilmente, perché sul finale ancora avrai delle dure prove e gelosia è una carta che frena molto. Però nel contesto vedo persone vicino a te che vogliono aiutarti, alla fine ce la farai, però non sarà facile. Pirendolino ha detto di sì, però nei prossimi tempi avrai molto probabilmente, vedi qua due carte importanti, pesanti, avrai dei blocchi, però sei sostenuta da una sfilza di eventi che fanno capire che non sarai sola e in ogni caso tu sei una donna forte, vedi Costanza, vecchia signora, questa nemica che diventa positiva perché è vicino a due carte importanti, quindi io direi che i problemi di salute magari persevereranno, ma sarai sempre più forte e alla fine ce la farai, però non devi abbassare la guardia perché qui vedi, nel futuro prossimo vedo ancora qualche piccolo acciacco. Bene, andiamo avanti. Angela. Angela ha messo le date, bene. Ci siamo, cara Angela.
siamo giusti, perché ricordatevi, se vi collegate adesso, data e nome, poi dopo cancellate pure le domande, non è un problema questo. Le date sono Roberto 15372 e Angela 78. Vorrei sapere se c'è un ritorno. Vediamo un po' se c'è. Angela, così a voce fredde, senza foto e cognome, io direi che un ritornino c'è, Un ritornino c'è. Non è sicuramente un ritorno alla Napoleone, però diciamo che sì, c'è il ritorno. Adesso vediamo bene per Angela con le sibille e Roberto. Vediamo un po' se c'è questo ritorno qua. Un po'. Poi saluto anche Cinzia, mi salutato, e vediamo un po' per la nostra Angela con Roberto, Roberto del 15372 e Angela 78. Se c'è ritorno. E là là. E là là, che ritorno. Che ritorno. Cara Angela, c'è ritorno come? Guarda qui che apertura. Bambino sta per ritornare a fuoco e fiamma e il menino che sono due carte bomba, sta per rinascere qualcosa di bomba, vedo? Nel senso il ritorno c'è di sicuro. Gran consolazione, belvedere, dottore, giovane fanciulla, disgrazia. 1, 2, 3, 4. Allora, guarda, il ritorno c'è di sicuro perché l'apertura. Poi vedi, gran consolazione per vedere, qui ti vedo speranzoso del ritorno, ma il ritorno c'è perché abbiamo aperto con due carte bomba, no? Gran consolazione, qui sei tu che lo stai aspettando, e vedo gran consolazione, e state mettendo a posto un piano o sta succedendo qualcosa che vuole essere messo a posto. Poi vedi, giovane fanciulla e disgrazia, qui però attenzione. Allora, all'apertura dava due carte bomba, Imeneo e Bambino, che sono le due carte di una nascita e di un ritorno. E ti vedo che anche lui, vedo che sta pensando a questo ritorno, e anche tu. Però vedo che c'è questo dottore che deve essere messo a posto. Però purtroppo cosa vedo qua? Angela, qui sembra quasi che entra in scena qualcuno e vedi disgrazia. Cioè il ritorno, la strategia per il ritorno c'è. Il problema è che e lui ci sta anche pensando, sta pensando al tempo passato, le cose mancate, le cose che avete mancato di fare anche tu, cioè tutti e due siete sullo stesso livello, perché l'apertura era importante. Poi vedi, c'è qualcosa da mettere a posto e purtroppo mentre state lavorando per mettere a posto il ritorno, entra in scena una giovane fanciulla e blocco, no? E tu ti vedo pensierosa, vedi blocco, giovane fanciulla, sembra quasi che sia una falsa partenza, nel senso che lui si avvicinerà, perché anche lui soffre in un certo senso, poi vedo te che lo stai aspettando, poi vedo una scena che non mi piace, cioè praticamente entra in scena una giovane donna, vedo la disgrazia, quindi blocco, tu che pensi, no, che sei in malinconia per questa nuova entrata che non si capisce bene da dove spunta fuori, e poi vedo che riattacchi il dialogo. Quindi diciamo così, il ritorno ci sarà, però in questo momento, ed è anche studiato, perché anche lui ci tiene qui. Poi purtroppo vediamo il dottore che sta per mettersi a posto la cosa e purtroppo entra in scena nel futuro una giovane donna, o c'è già e non la sappiamo in questo momento, e vedi che c'è blocco tremendo, disgrazia, e tu pensierosa e di nuovo riallaccerai di nuovo la conversazione. Quindi, diciamo così, siete su una strada in cui sembrerebbe quasi che ci sia ritorno, il pendolino ha detto di sì, ma il pendolino vede molto lontano. Quindi diciamo che per il momento Angela avrà un momento che sembrerà quasi che si riaccenda tutto e poi purtroppo ci sarà un blocco ancora. E poi di nuovo un attimo ancora di ricostruzione. Quindi per i prossimi tempi la vedo un pochettino impegnativa la cosa, proprio perché c'è questa nuova entrata che non si capisce da dove arriva. Bene?
Andiamo alla prossima domanda. Saluto Cinzia. Cinzia, Cinzia. Allora, e, Cinzia, questa qui è una domanda piuttosto che va su, perché la Cinzia chiede per qualcuno, o una Gayatri, del 2006, come fare a ritornare il sonno. Io in questo momento sono sibille interattive con o sì o no e non posso eh, purtroppo darti una risposta perché queste domande qui sono più che altro da indagine radiostesica e questo è solamente una piccola finestrella che do per fare delle risposte veloci con un certo tipo di attendibilità. Quindi in questo momento qui non posso, Cinzia, darti una risposta sicura. Bene, andiamo avanti. Giuseppina dice, forse perché voglio dentro di me cambiare genere, cioè dall'abbigliamento, dai vestiti. Eh sì, sì, esatto, c'è questo, Giuseppina, c'è questo problema nel tuo negozio. Stai per fare dei passi, alla fine saranno vantaggiosi, però nel cammin facendo sarà un po' impegnativa. Mm? Poi saluto Elena, Francesca che dice se trovo lavoro allora Francesca 9864. Vediamo un po'. L'ho visto che ci sono, a me mi rispondo anche a me, l'ho visto che ci sono medici, non è facile, però è aiutata, quella signora è aiutata. Mm. Ma sì, Francesca, trovi lavoro. Rispondo a Francesca del 64. Allora, vediamo per Francesca 9864 si trova lavoro. Mm. La nostra Francesca si trova lavoro, vediamo un po'. Il meneo anche qua e danno il servizio. Beh, sì, il contratto c'è, Francesca, il contratto c'è e sarai una persona anche che sa adeguarsi, sa mettersi in gioco. Nemica, lettera, superbia, viaggio, dottore, giovane fanciullo. Allora, però, guarda, il contratto c'è, però devi stare attento che sarà un po', vedi, nemica lettera e superbia. Allora, molto probabilmente quel lavoro che ti offriranno in futuro devi stare attento perché non sarà sicuramente un contratto interessante, vedi? Poi ci sarà un cambiamento, ci sarà da mettere a posto qualcosa. E allora, Francesca, le carte solo su 7 carte, io direi che il lavoro, abbiamo visto la partenza, te lo offriranno, però non sarà una cosa interessante. E vedi, ci saranno dei cambiamenti ancora, poi aggiustamenti, poi però c'è nemico o qualcosa. Guarda, visto così, il pendolino ha detto di sì, ma non è per domani, non è per domani perché ci sono troppe varianti, vedi Superbia, Elettra, Nemica, sembra quasi che qualcuno per quel contratto che ti offriranno ti attaccherà in modo violento anche con delle lettere. E poi vedi ci sarà un cambiamento oppure un viaggio, poi vedi cercherai di mettere a posto, magari con l'aiuto di una persona giovane, però vedi che è ancora nemico. Quindi io direi stai attenta se ti offrono un contratto di lavoro perché è una mela avvelenata, però in futuro molto probabilmente troverai qualcosa di interessante, però nei prossimi 3-6 mesi stai attenta a qualsiasi cosa che firmi. Allora, quindi purtroppo sono delle cose che io non riesco a gestire nelle live così, nelle sfide interattive, quello della patologia. Io posso vedere se c'è un miglioramento, ma come ti ho detto prima, sarà una cosa che poi ricadrà ancora. Però sei sostenuta, hai delle persone vicino che ti stanno aiutando. Vediamo la nostra Claudia. Allora, Claudia, non so di chi stai parlando in questo momento qua. Dovresti mettermi il nome e data di nascita. Boh. Allora,
quindi sono sempre positivo nelle sibille interattive, non posso dire veramente tutto quello che vedo perché magari poi sono cose private di ogni persona e non posso metterle in piazza. Comunque ce la farai, sarai vicino a delle persone, certamente avrai delle difficoltà. Questo abbiamo visto che c'era il dottore e via dicendo. Chiaro, dopo una certa età gli acciacchi quando arrivano sono importanti. Andiamo avanti. Elena, mm? O Lena, del 75 riuscirà a ristrutturare una casa vecchia? Bene. Allora, del 75. Allora, vediamo un po'. Allora, chi vuol fare domande, ricordatevi che dovete sempre darmi il nome e la data di nascita, se no io non posso rispondere. Allora, per Olena sì, riuscirai a ristrutturare la casa vecchia? Sì, penso di sì, del 75. Vediamo un po' le sibille. Cari amici, nelle live no, l'attendibilità è del 60%, perché dovete capire che non avendo le foto e non avendo il cognome, no, e avendo pochissimo tempo, avendo tante persone che fanno domande, l'attendibilità è massimo 60-65% delle risposte, questo è chiaro, per il semplice fatto che non sapendo tutta la storia io mi aggancio solamente alle sibille e cerco di interpretarlo in modo migliore. È chiaro che ci sono, soprattutto nelle patologie, nell'evolversi ci sono situazioni che possono cambiare. Bene, Olena, riuscirai a ristrutturare la casa vecchia? Messaggio e consonante. Beh, c'è del lavoro, c'è del pensiero, vedo che il pensiero c'è e c'è anche comunicazione. Vediamo un po'. Vecchia signora, Emineo, domestico, sacerdote. Beh, allora, la situazione è così per la casa vecchia. C'è il contratto, sostenuto da una persona piuttosto valida, e vediamo che c'è magari anche qualcosa di legge da mettere a posto per la casa vecchia. E magari una cosa nuova. Vedi, c'è un contratto, quindi molto probabilmente la casa è sostenuta anche dall'idea di una persona piuttosto matura, e vediamo che c'è il sacerdote che è una questione di legge, poi stanza, quindi io vedo che la cosa sembra quasi in mano anche a un avvocato o potrebbe entrare in scena un notaio, però diciamo che la forza c'è del contratto e di volerla mettere a posto. Poi vediamo stanza, importantissima, riuscita, però c'è da mettere a posto qualcosa e alla fine allegrezza. Sì, sono carte che mi stanno a indicare, Olena, che ce la farai, Ce la farai, qualche piccolo magari problemino di notaio o legale che devi stare attenta, no? Però sono delle carte positive da mettere a posto magari qualcosa nel cammin facendo. E tutte carte positive, nessun tipo di e allegria alla fine, quindi vittoria. Bene cari amici, il vostro maletto ha finito, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, vi ricordo domani alle 11, sempre stesso orario, vi aspetto, mi raccomando le domande, nome e date di nascita e l'attendibilità del 60%. Il pendolino vede sempre alla fine il risultato, le carte vedono un'attendibilità del 6 mesi, 9 mesi, massimo un anno e con delle sfaccettature diverse. Il pendolino invece vede la fine del risultato. Chiaramente se ci fossero il nome, il cognome e la fotografia, la scena energetica completa, l'attendibilità arriva dall'80 all'85-90%. Bene, grazie di avermi seguito e vi aspetto domani mattina alle 11.